Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, come la mettiamo, care anime belle? Adesso che la Repubblica Islamica dell'Iran ha minacciato espressamente di colpire l'Europa, anche l'Italia, quindi non solo riferendosi alle basi americane dislocate nei paesi europei, che sono ovviamente l'oggetto immediato del contendere, ma mostrando chiaramente di avere la capacità di gittata per imprimere colpi al vecchio continente ed eventualmente anche la volontà di farlo. Sì, perché era questo il gigantesco rimosso della guerra in Medio Oriente, della questione iraniana. Secondo alcuni Donald Trump non doveva imbarcarsi in questa guerra, la Repubblica Islamista, più che islamica, dell'Iran. Secondo altri ci si è imbarcato con un deficit di strategia, e questo mi pare abbastanza oggettivo, perché uno si imbarca avendo chiaro da subito di tagliare la testa del serpente, o uno non si imbarca, o uno si imbarca con un piano sistematico che coinvolga oppositori interni, i ragazzi e le ragazze macellate, che non interessano i progressisti, i curdi, tutti gli oppressi dai regimi. Insomma, una strategia che al momento sembra latitare, anche se c'è da mettere a referto la diciamo riconquista americana di gran parte dello stretto di Hormuz, e quindi la possibilità che si dispieghi di nuovo gran parte del traffico delle petroliere, che è una notizia che sui giornaloni trovate abbastanza bassa, ma abbastanza rilevante per l'economia globale. Ma insomma, in ogni caso, Trump lascia molto perplessi sul dossier iraniano. Il grande rimosso però è la controparte. Il grande rimosso è quella teocrazia totalitaria assassina che, come disse l'Ayatollah Khomeini il giorno in cui fondò la Repubblica Islamica, in Iran da quel giorno governa in nome di Dio, cioè in nome di Allah, con un progetto di esportazione nell'area e poi globale della rivoluzione islamista, del califato universale, che peraltro in versione sciita richiama dal nascondimento il grande imam. Ma ora non vogliamo fare teologia islamica, men che meno, ci sono questioni molto più pressanti, e le ha rivelate uno scoop del Financial Times, a cui delle fonti interne al regime iraniano hanno dichiarato appunto la disponibilità dei Pasdaran e l'intenzione probabilmente dei Pasdaran a colpire in Europa. Ha raccontato una di queste due gole profonde al Financial Times: se l'America si spingerà troppo in là, l'Iran si difenderà con ogni mezzo, anche a costo di oltrepassare i confini regionali e di colpire l'Europa. Le due fonti poi nel dettaglio si sono riferite alla Bulgaria, colpevole di garantire attraverso la base di Bezmer il rifornimento degli aerei statunitensi impiegati nei raid sull'Iran, la base britannica di Cipro, che fu già colpita da un drone iraniano lo scorso marzo, ma potenzialmente, diciamo, tutte le basi americane presenti nei paesi europei. E come se non bastasse, è arrivato il parere del professor Fouaid Zadi, che insegna relazioni internazionali all'Università di Teheran, che alla DN Kronos ha detto chiaramente quanto segue: dire che si colpisce oltre la regione significa l'Europa. Quindi sì, colpire le basi statunitensi in Italia potrebbe essere un'opzione, secondo un docente che studia questi argomenti all'Università di Teheran, il quale poi ha sottolineato che i missili iraniani possono raggiungere l'Europa, soprattutto l'Europa meridionale. Cioè, allora questo non mi sembra un tema irrilevante, al di là delle mattane o degli errori sicuramente presenti di Trump. Cioè, c'è una teocrazia islamista che si sente non da ora, dal 79, in guerra contro l'Occidente, con tutto quello che l'Occidente rappresenta, che sta meditando di colpire in Europa e che può colpire in Europa, soprattutto in Europa meridionale, e questo non è percepito come un problema dalle anime belle, dai pacifinti, dagli anti-americani di professione, perché poi la domanda vera sottesa a queste
suona ancora più agghiacciante, e cioè costoro hanno la capacità di colpire in Europa, anche in Italia. E allora la domanda: voi vi sentireste sicuri con costoro in possesso dell'arma atomica? Perché questo è l'altro grande rimosso della guerra in Iran, sicuramente frutto in questo momento di una strategia sbagliata o incompleta, ma il mondo libero è disposto ad accettare questa orrenda teocrazia islamista che non solo vuole l'egemonia regionale, ma che è pronta a portare l'Apocalisse fuori dalla regione del Medio Oriente in possesso dell'arma atomica. È una cosa che ci tranquillizza, è una cosa che possiamo accettare. È questa la domanda strategica perenne, che prescinde da Trump, che tra 2 anni comunque vada non sarà più alla Casa Bianca. Voi siete tranquilli eventualmente col nucleare in mano a questa dittatura islamista antioccidentale che macella migliaia di suoi civili in pochi giorni e che dice di essere pronta a colpire l'Europa? Francamente non ci sembrano domande secondarie, anzi ci sembrano un po' più dirimenti del tupè di Trump. Svegliatevi che abbiamo di fronte delle canaglie islamiste. Grazie a tutti, a presto.